Ragazzi, da che scuola siete? Istituto Tecnico Turistico a Conegliano, da Collo. Esatto, uguale. Liceo linguistico Conegliano. Questa mattina, prima traccia, com'è andata? Cosa avete scelto? Tipologia D, tema di ordine generale, è andata abbastanza bene, era un tema sul progresso, abbastanza difficile ma a posto. Le tracce erano un po' complicate, però anch'io tema di ordine generale, progresso. Sì, dai, è andata. Tu che traccia hai scelto? La tipologia A ho scelto, era una poesia di Giorgio Caproni, era abbastanza difficile però sì, ce l'abbiamo fatta. Ma era un poeta che conoscevi? No, è un poeta contemporaneo morto nel 1990, sconosciuto. Domani, seconda prova, oggi, libri o si riposa? Dormire, dormire e ancora dormire. Io studierò, appena arrivo a casa studio fino a sera. Sì. Si studia come sempre. Liceo linguistico. Questa mattina, prima prova, che traccia avete scelto? Io ho la traccia del saggio breve socio-economico in cui appunto bisognava parlare della tecnologia, il rapporto tecnologia-lavoro. Quindi un tema molto attuale, hai preparato, te lo aspettavi? Non me l'aspettavo, però alla fine è andato abbastanza bene, quindi sono contento. Tu che traccia hai scelto? Io ho scelto il tema storico-politico e parlava dei disastri, delle distruzioni e come ci si possa ricostruire e speriamo bene. Non me l'aspettavo, però era stata abbastanza facile come scelta. Domani, seconda prova, oggi, si riposa o si studia? No, oggi ci si riposa perché domani inglese, quindi comprensione più produzione, non è che per la terza prova bisogna già iniziare a studiare. Sei d'accordo? Io studio sempre, quindi non è un problema. Si studia anche per domani, chiaro. Ho scelto la tipologia B1 ambito artistico-letterario. E com'è andata? Cosa hai scritto? Spero sia andata bene, ho cercato di fare un discorso un po' generale, legare un po' tutto, c'erano molte citazioni da fare ad autori importanti della letteratura italiana. Avevi fatto un po' di previsioni sulle tracce o a sorpresa? Chiaramente avevo fatto previsioni, però credo che ci abbiano un po' sorpresi tutti perché si aspettavano tutti Pirandello all'analisi del testo, invece è uscito Caproni, quindi proprio spiazzate. Abbiamo affrontato con difficoltà ma intensamente. Che traccia hai scelto? La seconda della tipologia B, socio-economico. Quindi saggio breve. Esattamente. Avevi fatto un po' di tototraccia? Te l'aspettavi? No, sinceramente non me l'aspettavo, però era una traccia che avevamo già affrontato in classe, quindi più semplice da sviluppare. Tu che traccia hai scelto? Io ho scelto la tipologia A, quindi la traccia di analisi del testo. Sinceramente mi aspettavo un autore un po' più famoso e invece è uscito Giorgio Caproni, che onestamente non ne ho mai sentito parlare, però è stato comunque un testo facile da comprendere e speriamo bene. Te l'aspettavi Caproni o è stata un po' una sorpresa? Beh, sicuramente sì, perché non l'avevo mai sentito, quindi completamente nuovo, quindi ho improvvisato. E come ti è sembrata? Facile, difficile? Non difficilissima, fattibile, poi anche comparabile con gli studi che abbiamo fatto, quindi sì, ci sta. Domani seconda prova, oggi si riposa e si studia? Quale delle due? Beh, si studia sicuramente, quindi sì, arrivo a casa e studio. Turistico, da Collo Conegliano. Questa mattina prima prova, com'è andata? Cosa avete scelto? Allora, io ho scelto la tipologia B, saggio breve, era tema socio-economico e il tema era appunto la tecnologia, che effetti aveva, se effetti positivi o negativi sul lavoro, e quindi ho argomentato la mia tesi. L'ho trovata la traccia più semplice, più fattibile, per quello l'ho scelta. Tu che traccia hai scelto? Ho scelto la stessa, quindi tipologia B, socio-economico, e ho incontrato delle difficoltà soprattutto nello sviluppo centrale, però insomma dai, è andata, questo è l'importante insomma. Avevate fatto un po' di tototracce, ve l'aspettavate? No, questa proprio no, ho cercato un po', però totalmente cose diverse, quindi... Più che altro era molto simile ad una traccia che avevo già affrontato a scuola, quindi riuscivo in qualche modo a trovare le idee e come svilupparle. Il punto era trovare appunto la terminologia giusta e il creare frasi d'effetto, insomma. Oggi sui libri o si riposa un po'? Prima si riposa, poi sui libri. Libri, riposo, cibo, qualsiasi cosa. Ragazze, che traccia avete scelto oggi?
Allora, io la tipologia B, traccia 2, E parlava di? e parlava delle nuove tecnologie nell'ambito del lavoro. Quindi un tema attuale, te lo aspettavi? No, sinceramente no. Mi aspettavo più tracce sull'immigrazione o comunque tematiche sociali. Tu che traccia hai scelto? Io ho scelto l'ambito tecnico-scientifico che riguardava i robot e diciamo l'interazione tra l'uomo e il robot e spero sia andata bene, però ho dato il massimo, però non so come sia andata. Tu che traccia hai scelto? Io ho scelto la tipologia D e parlava del progresso, e anche se non me lo aspettavo, perché anch'io pensavo a un tema più inerente al fatto dell'immigrazione e tutte queste cose qua, diciamo.